Cominciamo prima, dai. Tanto selezioniamo questo di microfono. Risoluzione aumentiamola un pochino. Perfetto, ci siamo. E aspettiamo che arrivino le prime persone. Minchia che giornata oggi. Ciao Davide, benvenuto. Bella Pie, sono devastato. Io me l'aspettavo tantissimo. Io me l'aspettavo tantissimo, ma tanto. Alla fine ci sta. Addirittura RIP. Mo RIP mi sembra un attimo esagerato. Cioè, o mi so perso qualcosa. Tanto ciao Cagliari Calcio Mem, ciao Ninja Sardo, ciao Daniele, ciao Fausto. Ma come facevi a saperlo? Come facevo? Cioè, c'ha 70 anni, regà. C'ha 70 anni. Ma era palese che lui voleva riportare il Cagliari in Serie A e poi smettere. Non me sembra, cioè, mi dispiace perché mi dispiace a livello umano, ma quanto poteva tirare avanti ancora la carretta? Ci sta, lo capisco benissimo. Tra l'altro io sto sperando che entri in live una persona che fisso mi commenta i video criticando, a prescindere, Ranieri. Che critica? Io sto sperando, gliel'ho pure scritto, io sto sperando che entri. Comunque tutto questo, ciao a tutti ragazzi. Un bacione a tutti, ciao a tutti, come state? Che oggi abbiamo un po' di carne al fuoco di cui parlare, E l'unica cosa positiva di questa cosa è che lo facciamo sicuri di rimanere in Serie A, che è già tanto, che è già tanto. Oh, già spuntano le prime domande. Chi prenderesti al posto di Ranieri? Guarda, è uscito il video praticamente 20 minuti fa. L'ho fatto uscire proprio adesso. Io chi prenderei a mio gusto ti direi o Juric o Sarri. Però sono due profili che vedo molto incompatibili con il profilo del presidente. Quindi la mia paura è che si punti o su un profilo tipo Dionisi o sulla soluzione interna tipo Pisacane. Quella è la mia paura. Infatti voglio Pisacane, subito Toto allenatori. Vabbè, è chiaro che si parte subito col Toto allenatore. Ragazzi, secondo me Dionisi, raga, Allegri non verrà mai. Allegri non verrà mai. Ho visto pure le storie dell'Eccelso. Non verrà mai Allegri. Sicuro, Pie. Sicuro. Che tra l'altro mi deve ancora far sapere lo stronzo quando ci sarà. Come lo vedresti un bel Zola? No. No, con tutto che gli voglio bene, l'ho amato alla follia, ma no. Non, come allenatore no. Molto meglio come giocatore che come allenatore. Anche perché poi mi viene in mente la retrocessione del 2014-2015, quindi ciao Edoa, un bacione ragazzo. Sì, vabbè, De Zerbi, regà, ma quando cazzo ci viene De Zerbi a Cagliari? Dai, un minimo di realismo.
Un minimo di realismo. Chi può venì? Allegri sicuramente no, anche lì. Minchia! Oh, Federì, grazie mille. Porca troia, unexpected, grazie mille. Grazie mille, veramente. Grazie tante. Non so abituato a 'ste cose. Grazie, veramente. Viene Xavi. No, regà, secondo me verrà o Dionisi, purtroppo, o ci sarà la soluzione interna, perché altri profili me sembrano: "Oh, bello Ciccio?" Me sembrano, cose un po' messe lì tanto per. Esatto, Urbex, esattamente. Esattamente. Guarda, ehm, Cioffi mi piace molto a livello umano. Mi piace tantissimo a livello umano, però non lo so. Cosmi ha fatto il tempo suo. Raga, secondo me il toto allenatore per il momento si può fare come non si può fare. Per esempio io vorrei parlare intanto che, il tuo countdown live è quasi terminato. No, è terminato. Allora, aspettate, che pubblico pure la storia, che faccio vedere che sto in live. Così almeno se divertimo di più. Fammi mette il muto qua. Scusate un attimo, faccio un piccolo spammino su Instagram. Sottile no, regà. Sottile no. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Piccolo spammino. Arrivo subito, ragazzi. No, ovviamente Sarri non verrà mai. Ovviamente Sarri non verrà mai, ma è ovvio. È ovvio, anche perché l'ingaggio comunque è un ingaggio importante. Ecco qua. Perfetto. Pubblicata la storia. Tutti sti cazzo di coriandoli ogni volta qua. E a posto. Pioli. Pioli è un altro che, regà. Cioè, pure Pioli. Oddio. Klopp libero, sì, vabbè, mo se scatenamo tutti. Ballardini o Nicola? Ma Ballardini, a parte che ce l'abbiamo già avuto, anche volendo, non è un allenatore che mi entusiasma. Nicola ha dimostrato come in realtà renda meglio prendendo una squadra in corso d'opera piuttosto che partirci. Sì, vabbè, Klopp. Paulo Sousa, a me alla Fiorentina non m'ha fatto impazzì. A me la Fiorentina non mi è piaciuto per niente. Ma proprio per niente. Ci starebbe, secondo me, il più adatto è Juric. Il più adatto. Vivarini, nì, non l'ho ancora mai visto a. Italiano la vedo difficile.
italiano pure la vedo difficile perché comunque penso che andrà a occupare una delle nuove panchine perché secondo me potrebbe fare il salto di qualità italiano. Se arriva Juric significa che Giolini spende. Significa più che Giolini spende che incomincia a fare le cose con cognizione di causa, che è la cosa che gli chiediamo da anni. Tra i fattibili il migliore è Grosso. Oddio, Serafì. Tra i fattibili il migliore è quello che renderà di più. Poi è chiaro che si dovrà vedere sul campo. I nomi sono tanti, pure troppi. Sono veramente tantissimi. Vedremo. Io più che la questione allenatore, in realtà vorrei parlare con voi oggi perché è la cosa che mi ha toccato di più oggi, più dell'addio di Mister Ranieri, che quello, vi ripeto, io me l'aspettavo da proprio tantissimo. Tanto ciao a tutti ragazzi, un bacione a tutti. E la cosa che mi ha sconvolto di più è quella di Nandez, ragazzi. Intanto vi chiedo scusa se mi vedete guardare in basso, ma c'ho Catanzaro Cremonese. E a me la cosa di Nandez mi ha sconvolto parecchio. Perché non me l'aspettavo. Le tempistiche, tutto quanto. Lui che dice prendo tempo, mi sento sardo, tutte queste cose qua, e poi se ne esce Bentancur, quel pezzo di merda, a dire abbiamo già un accordo con la Roma, firmerà un triennale. Io vi giuro, regà, con tutto che me lo dovevo aspettare, perché comunque non è che lo veniva a scoprire dall'oggi al domani che Naidan andà a parametro zero. Però una cosa così non me la sarei mai aspettata. Ma mai. Ecco, per esempio, io mi scordo sempre di levare il volume all'assistente vocale di Amazon. Mi scordo sempre di farlo, quindi lo faccio adesso un attimo. E io mi ci sono sempre affezionato invece perché mi piace, cioè mi piace proprio come giocatore, come caratteristica e tutto quanto. Però è chiaro che non stiamo più parlando del giocatore che abbiamo imparato a vedere appena era arrivato. Però secondo me stiamo parlando di comunque un giocatore con spiccate qualità, un giocatore ottimo che ti è più utile tenerlo piuttosto che darlo via. E io non mi arrabbio perché va via e né tantomeno mi arrabbio o mi sento deluso per le parole di circostanza. Però a me la cosa che più dà fastidio, paradossalmente, non l'ha fatta neanche Nandez, perché quella per lui è carriera, quello per lui è lavoro. Quindi per me può dire che si sente sardo come non si sente sardo. Io invece sarei affezionato a prescindere perché a livello proprio di giocatore rispecchia un giocatore, una tipologia di giocatore che a me piace. A me la cosa che trovo assurda è che il Cagliari abbia fatto un esborso economico così importante per portarlo a Cagliari e poi non è disposto a fare lo stesso per trattenerlo. Che male che vada, tu ti stai trattenendo, stai facendo rimanere un giocatore importante che ti può essere utile nel bene o nel male. Male che vada,
tu hai un giocatore con cui magari non riesci a farci una plusvalenza, ma nemmeno va in perdita. Io non capisco perché non siano riusciti a trovare un accordo. E come sempre, ho visto sì Cremonese 2-0, come sempre sicuramente qui la colpa è di tutti e 3, sia della società che di Nandez, perché la colpa è anche sua, e sia di Bentancur, perché quello non è che lo scoprimo adesso che è uno stronzo. Lo sappiamo da tempo immemore. Quindi, che tocca fa? Però a me sta cosa m'ha destabilizzato. La gente vuole andarsene da 4 anni, ma lo sai qual è la fregatura, Marco? È che purtroppo Bentancur nel calcio sudamericano i tesserati, i giocatori funzionano, i cartellini dei giocatori funzionano in maniera diversa. Da noi nel calcio europeo chi detiene i diritti del cartellino è sempre la società. Intanto ha segnato gol il Catanzaro, pure bello. È sempre e solo la società, mentre nel calcio sudamericano la maggior parte delle volte in realtà è direttamente il procuratore o l'agenzia del procuratore a detenere i diritti del cartellino. Quindi in questo caso Bentancur ha il coltello dalla parte del manico, perché non solo fa gli interessi di un suo tesserato, ma fa gli interessi suoi letteralmente, perché lui detiene Nandez. L'attività sportiva praticata da Nandez è suo dominio. Lui può fare quel cazzo che gli pare con Nandez. Mo' Nandez andrà alla Roma, secondo me farà una grande cazzata, ma grandissima cazzata. Io poi, con l'amore che ho per la Roma, poi guardate, io mi auguro che vada alla Roma, si rompa e il Karsdorp gli prenda il posto da titolare. Me lo auguro vivamente. Vivamente. Poi non c'è stato un giocatore che sia uno del Cagliari che è andato alla Roma che abbia fatto bene. Ce ne fosse stato uno. Cioè, se deve essere così, tanto vale che va via. Non ne sentiremo la mancanza. Nainggolan, l'unico è Nainggolan, è vero, scusate, c'avete ragione. L'unico è il Ninja, l'unico è Nainggolan, che ha fatto effettivamente un upgrade, ma per il resto, perché io mi ricordo, il Poro Astori ha fatto una stagione e basta. Esposito, anni fa, è andato a Roma e è svanito. Ibarbo, peggio me sento. Esatto, è quello che ho detto io. E è quello che a me è quello che mi fa incazzare, la poca lungimiranza. La poca lungimiranza. Cioè, abbiamo speso, quant'era? 18 milioni per Nandez e poi lo andiamo a perdere a parametro zero. Cioè, roba che è una grande cazzata. Io immagino che tu sia chi penso che tu sia, vero? Sei una grande merda, sappilo. Sappilo. Sì, ma Astori non ha fatto bene alla Roma, regà. Astori non ha fatto bene. Quanto sta la Torres? Sinceramente non ne ho idea. Ammortizzato da tempo, di fatto non è una minusvalenza. Con quello che l'hai pagato e quello che gli hai dato in tutti questi anni, faccio fatica a non a pensare che non sia una minusvalenza, sinceramente. Perché tu ci sei andato per forza di cose a perde.
No, guarda, ho fatto un video che è uscito 20 minuti fa. No, 20 minuti fa no, un'oretta fa. Fottiti, fottiti, sei una persona orribile. E... e come dopo Ranieri vorrei Juric. Tanto, tanto, tanto Juric. Quanto vale Prati adesso? Sinceramente non ne ho idea, mo te lo dico, eh. Vado subito a vedere. Non penso valga più di 7-8 milioni, che tra l'altro è il valore per cui l'abbiamo pagato. Matteo Prati. 8 milioni, quello che abbiamo pagato. Anche Pisacane non sarebbe male, se non fosse che comunque non ha tutta questa esperienza, pure Pisacane. Però ci sta lo Special One libero se vi serve. Non mi serve, Mimmè, tranquillo, non mi serve. Non mi serve per niente. Ciao Raimondo. Vabbè, cioè io ce li spendo volentieri perché comunque secondo me è un giovane prospetto, è un ottimo prospetto che quest'anno secondo me è stato anche abbastanza penalizzato. Tanto ciao Massi, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti. Cappioli, ma tu eri piccolo? Molto probabilmente ero piccolo, molto probabilmente sì. Nanez ha fatto 6 anni di Cagliari, impossibile l'abbiano ammortizzato in più di 5 anni che è il massimo di un contratto in Serie A. Ma infatti secondo me non c'è stato tutto questo ammortamento, vabbè, del costo, perché tra quello che tu hai pagato al Boga e lo stipendio che gli hai dato, secondo me tu ci vai per forza di cose in perdita. Per forza, intanto ok, andato fuori fuoco. Ciao Alberto, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. So 5 anni, eh sì perché era 2019, l'abbiamo preso l'anno del Covid, 2019-2020, eh sì, eh sì. I miei nomi per il post Ranieri sono Allegri, Baroni, Juric. Juric secondo me sarebbe tanta roba, è quello che vorrei di più. Allegri no, anche perché non ci viene. E Baroni penso rimarrà al Verona, credo. Regà, ma che fine ha fatto il messicano che voleva comprare il allora, ammesso e non concesso che sia esistito veramente questo messicano che voleva comprare il Cagliari. Cioè, io non so più cosa sperare. Io l'unica cosa che chiedo è che un presidente riesca a fare il presidente, che poi sia Giulini, buon per lui, possa essere un messicano, che sia il messicano, che possa essere un indonesiano, che sia un indonesiano, che possa essere un cagliaritano, che sia un cagliaritano. Io semplicemente l'unica cosa che chiedo è che in società, sotto la voce presidente, ci sia una persona che sia in grado di che sappia fare il presidente. L'unica cosa che chiedo. Che sappia avere una progettualità. Cioè, raga, guardate il Bologna, l'Atalanta, ma ci mettono le palle in testa. Ci mettono le palle in testa, ma non semplicemente per i risultati sportivi, ma per quello che sono riusciti a creare.
Oh, l'Atalanta tutto questo l'ha cominciato poi senza averci lo stadio de proprietà. Il Bologna non ce l'ha lo stadio de proprietà. Quindi non attaccamosi alla scusa dello stadio, che è palesemente una scusa. Tanto poi so sempre i stessi i punti cardine dei discorsi tra noi tifosi. Giulini, stadio e poi subito dopo quelli si ricorda: "Ah, ma ti ricordi Acquafresca? Ah, ma ti ricordi Nenè? Ah, ma ti ricordi Mbomà?" Diventa tutto così. È proprio un disco rotto. Buonasera Manuel, un bacione, buonasera. Io in tutto questo sto aspettando che arrivi questa persona che penso non arriverà mai. Una cosa incredibile. Gli ho pure scritto vieni in live, che stasera sto in live, niente. Ciao William, grazie di tutto. Anni fa questi confronti sarebbero stati impossibili. Buona serata e tieni duro. Grazie per la tua educazione sportiva. Addirittura, grazie a te William. Grazie a te. Grazie mille, veramente bellissimo commento, grazie mille. No, Federì, perché pure Cristo Dio il Como, che non c'ha uno stadio nuovo da 25-30 mila posti, c'ha una società solida in grado de progettà una stagione. Il Como. Poi lascia perde che è una delle società più ricche in Italia, se non la più ricca in Italia. Però il Como senza niente, avendoci solo un lago, è riuscito a trarre un investitore impaccato de sordi e ha creato una progettualità. Il Como, non stiamo a parlare del Barcellona, non stiamo a parlare del Manchester, il Como senza uno stadio di proprietà è diventata una squadra appetibile. Senza uno stadio di proprietà, una squadra che faceva Serie B, Serie C, Serie B, Serie C. Cioè, la fortuna de 'sta squadra è stata un cazzo di lago dietro allo stadio, perché quella è stata la fortuna del Como, però è diventata appetibile per le cordate con patrimonio importante, con un cazzo di lago. Buonasera Matti. Mi devi far sapere quando vuoi fare questa live, ricordatelo. Ricordalo. Non fa una piega, Mimmo. Non fa una piega. Giustamente. Non posso contraddirti. Per il prossimo allenatore non so proprio chi vorrei. Se un giovane poco conosciuto stile Palladino o un allenatore che conosciamo stile Baroni, uno come Juric, secondo me da noi manco ci viene. Può essere. Può essere. Io mi auguro che non sia così. Me lo chiedo anch'io sinceramente. Oh Patri, un bacione. Adesso è partito Ranieri, rimani su YouTube perché se te ne vai anche tu ci resta solo Giulio e io mi sparo. No, non esagerare, rimango. Vuoi unirti a noi live tutti? Ma non dovevate farla giovedì la live? Io ero rimasto che la facevate giovedì. Siete in live adesso? Siete in live? E
finisco qua e passo a fare un saluto. Non ne avevo idea che eravate in live. Grazie mille Spanna per l'invito. Non ne avevo proprio idea. Immaginavo. Guarda, finisco qui, tanto qui durerà un'altra mezz'oretta, massimo 45 minuti, e poi passo assolutamente a fare un saluto, assolutamente, anche perché te l'avevo promesso che avrei partecipato. Tu ci vai mai all'Olimpico a vedere il Cagliari? Mhmm, cioè ci sono andato negli ultimi anni, però per dirti negli ultimi 4 anni ci sono andato 2 volte. Una volta era la stagione 2019-2020, Roma-Cagliari 1-1 con gol su rigore de João Pedro e autogol de Ceppitelli, e l'ultima volta è stata quella di quest'anno, il 4-0. Se riesco vado, però devo cercà de fa collimà parecchie cose. Un bacione Matti, un bacione. Personalmente però esagerare troppo con lo stadio di proprietà. È vero che in Italia si vedono a milioni di chilometri di distanza, però è differente secondo me, anche se da juventino chiaramente fa comodo. In che non ho ben capito questo commento, cioè in che senso si vedono a chilometri di distanza? Prendiamo Nesta dalla Reggiana, a me Nesta non piace. Il Como ha avuto anche una sponsorizzazione forte da Mola TV, i proprietari sono una cordata di investitori indonesiana, figurati che giro c'è dietro. Sì, lo so perché mi ricordo lo sponsor con la cazzo de balena là. Però questo per farvi capire che non serve necessariamente uno stadio di proprietà per attrarre investitori, è quello che voglio far capire. Il Como non ha uno stadio di proprietà, non ha una tradizione sportiva così elevata, non ha nulla di così entusiasmante. Se tu pensi a Como, pensi al lago di Como, pensi allo stadio che quando vedi la partita in TV vedi dietro il lago de Como, ma per il resto Como non, con tutto rispetto, non mi sembra una di quelle piazze che ti fa entusiasmare dalla gioia al sol pensiero. La fortuna di Como è stata quel lago. Si vede che a quegli indonesiani gli piaceva tanto 'sto cazzo de lago, volevano impreziosire la città e volevano comunque entrare in un mondo che è abbastanza redditizio, quello delle società sportive. Intanto il Catanzaro fa 2-2, tra l'altro sempre con Brignola, che ha segnato pure la partita contro il Brescia, e son riusciti a creà una progettualità, senza niente. Tra l'altro io vi dico che secondo me la finale playoff sarà Catanzaro-Venezia. Vi spoilerò 'sta cosa, secondo me. Nel senso che gli stadi di proprietà sono rari in Italia. Perfetto. Ma se tu vai a tralasciando la Juve, che la Juve è un caso a sé stante perché è la Juve, di quelli che hanno lo stadio di proprietà, quanti effettivamente hanno cambiato proprietà e quanti hanno avuto dei vantaggi dall'avere dello stadio di proprietà? Allora, da quello che so io, poi aggiungetene voi perché io non me li ricordo tutti, ci sono il Frosinone, che ha lo stadio di proprietà, l'Udinese, e Frosinone Udinese non serve che io ve sto a dì in che condizioni versano. Poi, ehm, che altro c'era? Se non mi sbaglio, vabbè, l'Albino Leffe dovrebbe avere uno stadio di proprietà che l'ha rifatto completamente. E basta? Vabbè, l'Atalanta sta facendo diventare quello che era l'Atleti Azzurri d'Italia, il Gewi Stadium, e diventerà per 99 anni lo stadio di proprietà dell'Atalanta. A parte questi, a parte Atalanta e Juve,
che vabbè, la Juve l'ha costruito da zero, l'Atalanta ha rifatto il vecchio stadio e l'ha modernizzato. L'Udinese che vantaggio ha avuto dallo stadio di proprietà? Cesena, Cesena, ecco. Ciao Francesco, bella, bella Portuense. E io sotto quell'aspetto ho capito, lo capisco. Mi è stato detto anche sul video che avevo fatto io. Ovviamente io vivendo a Roma, è chiaro che sotto per quanto riguarda questa cosa io non posso dire A perché non ho mai messo mezzo piede in Sardegna, figuriamoci dentro la Sardegna Arena, Unipol Domus o come cazzo la volemo chiamà. Il problema è che se tanto tu lo stadio non lo puoi fare, c'hai poco da fa. Tanto vale giocando in mezzo ai tubi piuttosto che non giocà, per come la vedo io. Poi purtroppo è scomodo, su quello non ci posso fa niente. È chiaro che vi mederi vi meritereste molto di più, ci meriteremmo molto di più, me ci metto in mezzo pure io, anche se, come ho già detto, non c'ho mai manco messo piede in Sardegna. Però molti tendono a confondere il discorso dell'aspetto del miglioramento sportivo con il miglioramento delle strutture, che non per forza coincide. Lo stadio di proprietà non sempre equivale ad un miglioramento della squadra. Io è quello che volevo far intendere. Dimmi pure Oscar, dimmi pure. Ma più più che altro non necessariamente porta a un miglioramento. È quello il fatto. È quello su cui io mi batto fortemente. Ma secondo te potrebbe sostituire a secondo te, penso, chi potrebbe sostituire Claudio Ranieri per davvero che va via? Chi potrebbe ce ne stanno tanti in giro adesso, come adesso di allenatori. Potrebbe venire veramente la qualunque. Se ti devo dire un profilo che a me piace e che secondo me potrebbe fare bene è Juric. Ma intanto che sta succede a Catanzaro? Che vedo tutti fermi. Non c'ho l'audio. Se qualcuno ha idea di cosa stia succedendo in quel di Catanzaro, perché io non vedo tutti fermi sotto al tunnel e non so cosa cazzo stiano facendo. Ma se invece ripartissimo da un allenatore giovane tipo come ha fatto il Bologna, anche perché non mi sembra che per arrivare in Champions abbiano speso così tanto. Esatto. Ma tralasciando l'allenatore giovane, che ha aiutato, perché Thiago Motta ha decisamente aiutato il Bologna, è stato proprio come la società ha gestito tutta la campagna acquisti. È quello che a me fa invidia. Come la società ha gestito tutto quanto, che è stato perfetto. A me quello me fa veramente tanto invidia. Il ritorno, tutti sognano sto ritorno di Allegri. Non hai paura che Juric spacchi lo spogliatoio? L'ho sempre visto come una mina vagante da quel punto di vista. Sì, ma diventa una mina vagante perché molto probabilmente o la società non gli dà retta e quando la società non gli dà retta chiedere a Cairo per conferma si è fatto sentire, come è giusto che sia, o perché vede che nella sua squadra ci sono elementi che non danno tutto per tutto. Ed è giusto che te incazzi. Poi è chiaro che i panni sporchi sarebbe meglio lavarli in casa, però da una parte l'apprezzo anche se tu hai le palle di andare a dire le cose come stanno anche davanti alle telecamere, senza far finta che tutto vada bene, siamo tutti amici e quant'altro. Sì, sì. Oddio, non è Bigon il DS del Bologna?
O è Sartori? Io mi ricordavo Bigon. Può essere? Boh. No, no, no. Mancini lasciamolo in Arabia anche perché non penso possa venire a Cagliari. Lico Giannis gioca la Champions, assolutamente sì. E la cosa bella è che la giocano anche due giocatori che sarebbero dovuti venire a Cagliari, perché Ebischer e Ferguson dovevano venire a Cagliari, in linea puramente teorica. Poi sono andati al Bologna. Quindi bene, bene. Quando uno sa fare calciomercato. Chi tengo e chi mando via, non te lo dico così facilmente. Non te lo dico perché ovviamente ci faremo un video. Ci faremo un video sopra. Ci faremo un video sopra in cui farò il calciomercato che farei io. Poi ovviamente da giovedì in poi incomincerò a preparare il video per il pagellone del Cagliari. Sto cercando di capire anche come eventualmente portare dei gameplay o di Football Manager o di football o di qualsiasi altra cosa, su quale piattaforma portarli, perché io quell'argomento non l'ho accantonato, semplicemente sto cercando di valutare al meglio le cose, Quindi si farà, devo capire il come e il dove, ma si farà. Anch'io. Ci vuole uno che sappia gestire la situazione, Oscar, e potrebbe essere chiunque come potrebbe essere nessuno. Fuori fuoco, ok. Miro Pazienza, prima o poi doveva succedere. Mister sei stato un grande allenatore, condottiero e soprattutto grande signore. Goditi di questi pregi perché li meriti tutti per quello che hai fatto. Ranieri è un grande uomo. Che se ne dica, possa piacere o non piacere il suo stile di gioco, però è un grande uomo. E su questo penso che nessuno possa permettersi di dire A su Ranieri. Sì, assolutamente sì. Lo faccio. Ovviamente bisognerà aspettare un po', almeno giugno. Però lo farò assolutamente, come farò il video del pagellone e tutto quanto. Non ho FIFA, ho eFootball. FIFA ce l'ho, ma ce l'ho sulla Play. E visto che mo c'ho un computer da gaming, gioco direttamente qui. Quindi sul computer non ho FIFA. Allegri, regà. Potremmo pure dormire tranquilli. Pinamonti ti piace? Non mi fa impazzire. Meglio di tanti altri, sicuramente meglio di Petagna, ma non mi fa impazzire. Un giocatore che vorrei che prendessero al centrocampo come trequartista un certo Oscar Glouk. Mai sentito. Ti giuro è la prima volta che lo sento. Da quello che so in realtà Ancelotti, a parte che è proprio un nome impossibile per antonomasia Ancelotti, ma anche fosse, credo che dopo il Real lui vada ad allenare il Brasile, ero rimasto a questa notizia io. Poi non so. Non è un fenomeno, lo vogliono le big mondiali, ma io questo non lo conosco, regà. Ma mo vado a vedere. Oscar Glouk. Ma che cazzo è? Oscar Glouk. Ma vi giuro che non l'ho mai sentito.
È un calciatore israeliano. Capirai, del Salisburgo, ce lo stanno a da noi. Ce lo stanno a da noi. La vedo difficile. La vedo difficile. La vedo molto difficile. Palladino sarebbe un'ottima opzione, regà, però per quello che ha fatto col Monza, penso che farà il salto di qualità, non andrà a fare un salto all'indietro andando a Cagliari, perché sarebbe assurda come mossa, perché purtroppo il Cagliari a livello calcistico è indietro al Monza. Stamoce. Risultati sportivi alla mano, al momento il Cagliari è inferiore al Monza, purtroppo. Ma non è più il Barak di una volta. A me mi faceva impazzire il Barak del Verona, ma è finito il Barak del Verona. Ciao Roberto, intanto un bacione. Si dice che il nuovo allenatore potrebbe essere Pippo Inzaghi. Speriamo che no. Speriamo che no. Perché se il prossimo allenatore sarà Inzaghi vuol dire che veramente non ci abbiamo capito un cazzo. Ma zero proprio. De Zerbi. Ok, De Zerbi con quale criterio dopo il Brighton va a Cagliari? Con quale criterio? Cioè, è assurdo. Porta il Brighton per la prima volta in Europa e poi va al Cagliari, De Zerbi. La vedo un po' difficile. Un Pirlo lo vedresti bene, visto l'andazzo della Sampdoria di quest'anno? No, direi proprio di no. La Sampdoria quest'anno per poco non... cioè ha fatto la stessa identica stagione del Cagliari dell'anno scorso, con l'unica differenza che è uscito subito ai playoff, però ha fatto la stessa stagione del Cagliari l'anno scorso, cioè rischiava di retrocedere in Serie C e poi per un miracolo si è ritrovato in zona playoff. Guarda Andrea, tranquillo che li hanno fatti questi nomi, non ti preoccupare, li hanno fatti. Per me l'ipotesi più realistica è Gabriele Cioffi, ma il sogno è Juric. Cioffi non mi dispiacerebbe perché a livello umano è una persona fantastica. Per quello che ho visto a Udine è veramente tanta roba. A livello umano lo apprezzo tantissimo. È un uomo che fa gruppo, è un uomo che fa squadra, molto simile a Ranieri sotto certi aspetti. Sotto il livello del gioco, diciamo che forse con l'Udinese non ha nemmeno mai avuto possibilità di esprimersi più di tanto. Però non mi ha mai fatto impazzire, ecco. Il sogno sì, per me è Juric, anche per me. Cioè io se dovessi fare una scelta punterei tutto su Juric, ma a occhi chiusi. Ma se invece andassimo a scommettere su un allenatore straniero, puoi pure farlo, però il problema è che ci vuole tempo, troppo tempo che noi non abbiamo, non possiamo avere. Perché serve tempo di ambientamento per lui,
dovrà molto probabilmente comunque imparare una nuova lingua. Poi le conferenze stampa già mi immagino che casino. Oltre all'ambientamento dei futuri acquisti, servirà l'ambientamento del mister. Diventa un macello. Un casino incredibile, ci metti molto, molto più tempo a programmà tutta la stagione, diventa veramente un bordello. Quindi tanto vale puntare su un nome che conosce la Serie A, che conosce il Cagliari, che conosce, non dico a menadito l'ambiente, ma che possa cavarsela. Intanto Paolo del Catanzaro che sta attaccando da morire. Comunque regà, cioè vedete, pure il Catanzaro, cioè l'anno scorso ha dominato la Serie C. Quest'anno si è ritrovata a volte, se non me sbaglio, addirittura in testa al campionato de Serie B, può esse? No, forse ha dominato il Parma, però comunque nella zona per la promozione diretta. Il Catanzaro. Cioè, vi rendete conto cosa significa saper programmare? Bah. No, da quello che sto a vedere sì, merita la vittoria perché adesso come adesso sta attaccando a testa bassa proprio. Juric lascia il Toro, andrà però molto probabilmente in una big. Ma quale? Cioè, ideologicamente parlando, se stiamo a dare... Oddio, sembrava gol questo della Cremonese. Se stiamo a dare retta alle voci, la Juve punterà su Thiago Motta. Quindi, se libera il posto al Bologna. Al Bologna chi ce va? Boh. Ci potrebbe andare per esempio un De Zerbi. Non mi stupirebbe. Un De Zerbi al Bologna. Poi c'è la panchina del Milan da sistemare. Chi ce va al Milan? Io per esempio al Milan ci potrei vedere un italiano a fare il salto di qualità. Calzona del Napoli. Penso che dopo questa esperienza tornerà a dedicarsi in tutto per tutto alla Slovenia, alla Slovacchia, quello che è. Sì, Oscar, cioè, Luis Enrique. Cioè, il suo stipendio è il valore netto di tutta la regione Sardegna, sostanzialmente. È leggermente impossibile, ma leggermente impossibile, eh. Mazzarri sta bene dove sta, non so dove sia, ma qualsiasi posto sta bene. A parte che non sta da nessuna parte perché l'hanno esonerato a Napoli, quindi. Ecco, immaginavo che uscisse conseguentemente questo nome. Io a lui, sportivamente parlando, lo odio. Una delle persone più antipatiche che abbia visto. Tra l'altro non sapevo che alla Cremonese ci fosse Stroppa, scusate. Comunque, non mi piace per niente. Molto probabilmente arriveranno i nomi che cercano da tanti anni. Uno dei nomi che cercano da tanti anni, purtroppo, è Inzaghi. Cioè, i nomi che girano da anni in orbita Cagliari come allenatore sono due. Vado a memoria. Poi ditemi voi se ce n'è qualcun altro, ma a memoria mi vengono in mente soltanto questi due. Inzaghi e Stramaccioni.
Non me ne vengono in mente altri. Cioè, se arriva uno siamo inculati, se arriva l'altro siamo inculati più uno praticamente. Iachini, se stiamo ancora a dare retta a Iachini, regà. Sì, pure Iachini. Iachini io l'ho letto nemmeno, devo essere sincero. L'ho letto nemmeno rispetto a Stramaccioni e Inzaghi. Però davvero, se stiamo ancora a dare retta a Iachini, ma dai, su. Gattuso ha preso una carriera internazionale ormai. Comunque se vai a vedere il calibro delle squadre allenate da Gattuso, dopo il Pisa ha avuto ha alzato nettamente il livello delle squadre in cui allena. Perché Gennaro Gattuso. A parte che Gattuso verso l'Arabia Saudita avrebbe raggiunto un accordo con l'Al Tawon, che pare più un nome coreano. È stato esonerato dal Marsiglia, sì. Comunque dopo il Pisa ha allenato il Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia. Zenga non penso rivenga. Ballardini, se vuoi puntare alla salvezza, tanto quanto. Grosso non sarebbe male. A me Grosso sinceramente non mi piace. Non mi fa impazzire. Per carità ha fatto bene col Frosinone in Serie B. Rafa Benitez. Ma non sta al Celta Vigo Benitez? Giampaolo no, raga. Sì, vabbè, Serse Cosmi. Vedete, il problema è che ormai si sparano nomi a destra e manca. Esonerato dal Celta Vigo. Vabbè, legittimo. Effettivamente il Celta Vigo rischiava di retrocedere. Baroni e Juric. Baroni io lo prenderei solo per quello che è riuscito a fare quest'anno col Verona. Solo per quello. E anche per la salvezza l'anno prima con Lecce. Veramente tanta roba. Juric, io ho un debole per Juric. Kluivert. Ma lo sapete che c'è, raga? Ma andiamo a Piazza Sabbi Alonso. Ma sì. Tanto Leverkusen chiede solo 20 milioni. Cioè, pensa un po'. Leverkusen chiede 20 milioni se vogliono prendere Xabi Alonso. 20 milioni per un allenatore. 20 milioni. Impressionante. Ma io farei resuscitare Cruyff. Ma lo sapete che dico? Faccio resuscitare Cruyff, così torniamo al calcio totale di Mitchell e facciamo tipo l'Olanda degli anni 70. Ezziolino Capuano. Porello. Ha pure perso i playoff col Taranto. Resuscitiamo Scopigno. No, Oronzo Canà non mi piace perché l'ho preso per un coglione. Anche se è un eroe, l'ho preso per un coglione. Mamma mia, raga. Mamma mia. Cioè, raga, c'ho un'idea. Facciamo allenare il Cagliari a Nico. Nico ovviamente è Giovanni De Aldo, Giovanni e Giacomo, del famoso sketch dei Sardi. Facciamo allenare il Cagliari a lui. Voglio che il Cagliari lo alleni Nico.
è diventata proprio una necessità fisica questa. Miro, io comunque ho paura per la prossima stagione e da cosa cazzo farà Giolini in questo calciomercato. Tanto è ancora presto per fasciarsi la testa, quindi. Juric piace anche a me, l'unica controindicazione è il caratteraccio, ricordiamoci l'uscire contro il presidente e il diverbio col direttore sportivo. Vero, molto vero, ma questo perché? Perché se tu mi dici una cosa e poi ne fai un'altra, io me te in culo, come è giusto che sia. E secondo me ha fatto bene, ha fatto benissimo, perché almeno io così ti faccio capire che a te, che tu a me per il culo non me ce devi prendere. E quindi ha tutta la mia stima e io è proprio per quello che lo vorrei. Credimi, è proprio per quello, perché nella migliore delle ipotesi, se ti dice bene, hai un allenatore che la squadra la sa fa girà, la sa fa gioca bene, è abbastanza cazzuto e quindi ci sta. Se va male, ti sputtana tutti, non gliene frega un cazzo, perché tanto poi sai che un'altra squadra lui la trova. Però Juric non verrà mai, purtroppo, perché a livello di carattere è proprio l'antitesi de Giulini. Mamma mia, che bello, che bello. Regà, dite quello che vi pare, ma secondo me Zola teniamolo da conto solo come giocatore, perché come allenatore mh, mh, non lo so, non lo so. Non lo so. Comunque ragazzi, siamo arrivati a un'ora di live, una live che doveva programmare per essere soltanto questa, però purtroppo c'è stato tutto il discorso dei Ranieri e quant'altro, quindi è stata un po' annaspata questa live, ma ci sarà occasione di rifarla, non vi preoccupate. Vi ringrazio soprattutto Federico che m'ha donato 10 euro. Grazie mille Fede, grazie a tutti voi che avete partecipato, grazie mille veramente. Vi ricordo che usciranno sempre video, live, vi ricordo pure che sto cercando di capire bene come fare la cosa dei gameplay, dove farla, come farla e tutto quanto. Grazie per aver partecipato, per avermi fatto compagnia per quest'oretta. Io vi mando un bacione, sempre forza Casteddu. Grazie mister, che è la cosa più importante e noi ci vediamo in futuro, nei prossimi video. Ciao ragazzi, buonanotte. Anzi, per chi volesse, molto probabilmente adesso andrò in live da salotto, una mezz'oretta così. Per chi fosse interessato può andare lì. Anche d'estate pubblicherai un video ogni giorno? Se riesco sì, ma la vedo molto difficile per carenza di argomenti, banalmente. Un bacione ragazzi, buonanotte.